Nel 1858 fu la dimora estiva dell'imperatrice Maria Anna di Savoia e del suo consorte Ferdinando I d'Asburgo. È uno dei luoghi più apprezzati e visitati del Veneto, Villa Cappello, detta anche Villa Imperiale, con il suo meraviglioso parco, decretato uno dei più belli e importanti d'Italia, aperto al giorno d'oggi al pubblico. Vanto di Galliera Veneta. È qui che vi portiamo in questo nuovo viaggio di itinerari turistici e nelle sue 100 passioni. Una storia tutta da raccontare che inizia nel lontano 1518 e la sentiamo dalla voce di Anita Brotto. Buongiorno. Parlare della storia di Villa Imperiale significa in realtà ripercorrere e ricostruire le vicende delle famiglie e delle persone che si sono succedute in questi spazi. Giustamente nel 1518 abbiamo le prime notizie della famiglia Cappello, che è una famiglia patrizia veneziana, e abbiamo appunto i primi documenti che la mostrano qui a Galliera. È proprio la famiglia Cappello che dà l'input alla costruzione della villa e anche del parco all'italiana. Questa era la residenza estiva di un'imperatrice. Sì, dell'imperatrice Marianna di Savoia, a cui appunto si deve l'appellativo Villa Imperiale. Deriva proprio da qui, e che ha fatto tra l'altro ampliare dall'architetto Bortolami la villa e ha fatto anche costruire una cappella, adesso non visitabile. Lei era molto religiosa, per cui c'è questa meravigliosa cappella. Un altro personaggio importante che ha vissuto questi spazi è stato il generale Gaetano Giardino durante la Prima Guerra Mondiale con la Quarta Armata. Era proprio diretta qui dalle stanze della villa. Non vuole essere un parco chiuso, ma un giardino aperto al pubblico. Un'eredità attesa ben 500 anni e ne parliamo con Adriano Panizzoni. Buongiorno signor Adriano. Si dice che questo sia uno dei parchi più belli d'Italia aperto al pubblico. Certamente, nel senso che è un parco di 9 ettari. L'acqua e le piante evidentemente sono onnipresenti. E soprattutto abbiamo piante storiche, più di 50 piante che hanno più di un secolo. Signor Adriano, questo è un parco veramente importante, un parco d'autore. Questo è un parco, diciamo, all'italiana, trasformato nel 1830-40 dal Bagnara, che è uno dei progettisti, diciamo, più importanti del XIX secolo. Questo potrebbe essere il disegno del Bagnara inserito nella proprietà Cappello a sud della villa. È dalle 5 di questa mattina che sta lavorando qui al parco. È Carlo Rigo, presidente della Proloco di Galliera Veneta. Innamoratissimo del suo parco. Entriamo in questa sua vita. Ciao Carlo. Ciao bellissima Ida, ti stavo aspettando. Allora, benvenuta nel nostro bellissimo parco. Cosa stavi contemplando? Tutto quello che stavamo facendo, che faremo, perché noi siamo una squadra, è la Proloco che ha in gestione questo bellissimo parco. Il parco è vivo e quindi ogni giorno ha bisogno di manutenzione. Questo soppalco l'abbiamo messo a posto noi volontari. Naturalmente c'era anche il sindaco, il vice sindaco e l'assessore Bianchi che ci ha aiutato a sistemarlo. Abbiamo tante cose da fare, però il parco vale la pena di venire a trovarci per vederlo. È vivo il parco. Carlo,
passeggiando qui, acqua a destra, acqua alla mia sinistra, davvero mi sembra anche più fresco. Ma certamente è più fresco, ma sai quanta gente arriva proprio per rinfrescarsi nel nostro bellissimo parco? Allora, acqua è la natura che ci dona tutta quest'acqua. La meraviglia dell'acqua perché ci sono tanti animali d'acqua, perché è il loro luogo naturale, l'habitat loro. Pesci ce ne sono tantissimi, sai benissimo che qui è tutto protetto questo parco, quindi bene. Detto questo, adesso vi porto a vedere la ghiacciaia. Allora, la ghiacciaia è nascosta lì dietro. Quella lì serviva proprio perché una volta cosa facevano? Buttavano dentro la neve e quindi buttavano dentro i cibi e si mantenevano. Carlo, che attività si svolgono qui in questo parco? Allora, qui abbiamo un gruppo di networking, naturalmente 2 volte alla settimana si ritrovano, ma ci sono anche quelli indipendenti, ci sono sempre quelli che camminano, salutare, fanno le corse a piedi un po' dappertutto. E poi qui Un'area per risgambamento cani. abbiamo fatto 1 anno e mezzo fa un'area di quasi 1000 metri quadri per lo scambamento cani, per i nostri amici a 4 zampe. Abbiamo delle piante centenarie, abbiamo avuto riconoscimento l'anno scorso da Roma che ci ha mandato proprio l'attestato, dobbiamo inaugurarlo, di un albero che ha più di 150 anni. Guarda che bello. Questo è bellissimo. Allora qui siamo sopra la ghiacciaia. Vedi che hanno fatto una collina per poter mantenere il fresco. Eccole le ninfee di questo parco. D'inverno si riparano sott'acqua. E poi i primi caldi cosa succede? Come i pesci salgono e vedi tutti questi tantissimi che riesci a vederli anche adesso. Se fai una zoomata vedi pesci e anche ninfei perché riemergono. E io so che qua ci sono persone che vengono a camminare tutti i giorni come loro. Ah, sicuramente è il posto più bello che ci sia del Veneto questo qua, perché non ce n'è di uguale, veramente. Abbiamo gli scoiattoli, i pavoni, le anitre, le foglie, c'è i pesci, c'è di tutto. È l'ombra, perché abbiamo delle piante bellissime che veramente è uno spettacolo. Diciamo che ne avete fatto una buona abitudine, una sana abitudine. Sì, senz'altro, perché è un posto veramente che ti rilassa. E passeggiando qui oggi, Carlo, si dà spazio a un vero e proprio universo di proposte creative con 100 passioni. Ma che cos'è 100 passioni? 100 passioni è una manifestazione che noi ci teniamo tantissimo di organizzarla in questo bellissimo parco della Villa Imperiale, dove ci sono quest'anno 40-45 espositori, ognuno ha la propria peculiarità nei loro prodotti. Cosa propongono? Propongono un po' di tutto, dai braccialetti, dalla pittura, da qualsiasi altra cosa che dell'ingegno, opera dell'ingegno, sculture, qualsiasi cosa. Opere d'artigianato allora. Artigianato, bravissima. Artigianato vengono un po' da tutta la regione e quindi noi siamo orgogliosi di organizzare questa bellissima manifestazione. Esatto, anche perché si possono trovare delle cose veramente uniche che non si penserebbe mai di trovare. Ma vero? certamente, certe volte abbinare la visita al parco con la visita dei nostri espositori, alla sera vai a casa che sei a posto. Quindi Noi continuiamo la nostra passeggiata perché c'è qualcosa di interessante da far vedere, sì. Perché abbiamo pensato anche ai bambini e ai laboratori per i bambini. Andiamo Certamente. dal nostro casaro. subito. E come si fa il formaggio di una volta? Il formaggio una volta si parte sempre dal latte, quindi latte, qui partiamo latte fresco, latte crudo e dopo niente, caglio, sale e tanta passione. E cosa stai facendo? Adesso sto facendo un formaggio tipo un mezzano e adesso sto facendo la cottura della pasta e tra circa 10 minuti, un quarto d'ora poi tireremo fuori la formagella di formaggio. Ma la gente è ancora appassionata, si appassiona di queste tradizioni, di questi lavori? Sì, si appassiona molto, la vediamo. sono dei lavori che stanno andando anche a perdere, quindi bisogna portare avanti queste tradizioni. Non si può non legare il parco all'importanza delle api. Certamente il parco per loro è una fonte quasi inesauribile di sostentamento perché durante tutto l'anno ci sono delle fioriture qua, vuoi che siano alberi, arbusti, anche fiori di campo, qua ce ne sono
per tutta l'estate. Ecco. Qui noi abbiamo una sezione di un alveare e oggi siamo fortunatissimi perché abbiamo la nostra ape regina e si differenzia per cosa? Eccola qua. È un po' più grande di un'operaia, un 5 mm più lunga, vedete? Ma ha un puntino rosso. Ecco, il puntino rosso è un colore che mettiamo noi, ci sono diciamo 5 colori, è una convenzione internazionale per sapere l'età delle ape regina e per anche andare meglio a trovarla all'interno di un alveare. In un alveare ci sono 60.000 api, qua ce ne saranno 1.000. Punto di forza di questo parco, il nostro punto ristoro. Aperto tutti i giorni, naturalmente qui troverete da mangiare, da bere e rifocillarvi, gelati compresi. Mamma mia, che spettacolo! Ma oggi non finisce qui, è una domenica particolare, quando ci sono queste manifestazioni, si mangia anche sotto gli alberi. Cosa? Certamente una bella grigliata che la Proloco sta cucinando appositamente per tutti gli ospiti che si sono prenotati. E quindi grigliata sotto gli alberi secolari di questo meraviglioso parco. Inviti anche me, Carlo. Ma certamente sei la super ospite oggi. E allora andiamo subito a mangiare questa spettacolare grigliata in mezzo al verde. Grazie. Grazie a te, andiamo. Si dice che vivere la natura sia il primo passo per purificare la mente. Per questo io vi invito qui, nel parco di Villa Imperiale di Galdiera Veneta, per provare questa nuova esperienza. E grazie di essere sempre così numerosi in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari turistici. Buona serata.